Antonio Micelotta, bolognese di nascita ma ormai veneziano di adozione, da tutti i clienti e amici dell'Hotel Excelsior, conosciuto semplicemente con il suo nome d'arte Tony, il barman di tutte le star del festival, va in pensione. Vorrei rifarmi una frase di Marco Tullio Cicerone: ragion dell'uomo avveduto, abbandonare al tramonto. Eh, Penso di farlo con molta fatica, con molta nostalgia. La mostra mi mancherà, è un momento di grande carica, di grande adrenalina, con la quale si riesce a dimenticare tutta la stanchezza, metterla da parte, e sicuramente mi mancherà. Tanti i ricordi. Quello di Shia LaBeouf, che una volta effettuato il suo check-out era già in taxi, passato il palazzo del Casino, è tornato indietro, ha fermato il taxista, è tornato indietro, è venuto dietro al bar e mi ha dato un sentito abbraccio. Shia LaBeouf, quello del famoso film Il gioco più bello della mia vita. Gli aneddoti preziosi da raccontare sono numerosi. Brian Brown, mentore di Tom Cruise nel film Cocktail, quindi un altro addetto al lavoro, che venne dietro al bar con tutto il mio staff, il mio crew, a fare una foto con noi. Gli diedi uno shaker in mano e simulò una shakerata. Questo fu molto bello. E poi quando servì un semplicissimo bicchiere d'acqua ad Al Pacino, avvertì una sorta di vibrazioni che ancora ora le sento addosso.